Siamo qui per celebrare il mistero della salvezza e della resurrezione del Signore, fulcro sul quale si basa la missione del sacerdote. Quello di oggi non è un saluto o un ricordo, ma partecipare a quella luce che dona il Signore. Come il servo buono e fedele che entra nella gioia del Signore, così Don Marcellino è stato ricordato da Monsignor Tanasini e dai suoi confratelli questo pomeriggio a Cicagna. Nel santuario di Nostra Signora dei Miracoli, la chiesa in cui Monsignor Valente ha iniziato il suo cammino di fede, il sacerdote è stato ricordato per il suo servizio di pastore e di amministratore. Quest'ultima missione è iniziata appena diventato sacerdote a Cagliari, seguendo Monsignor Paolo Botto, l'ex rettore del seminario di Chiavari, dopo che lo stesso era stato consacrato vescovo della città. Abbiamo cominciato a fare l'economo da prete novello, dopo 3 anni il rettore diventa arcivescovo, l'ha portato via, è ritornato in diocesi, ha ripreso a fare l'amministratore, l'economo, il seminario, eccetera. Ecco, e poi la casa Marchesani. È stata veramente una presenza preziosissima, sempre nel nascondimento. Che persona era Don Marcellino? Don Marcellino è una persona cordiale, semplice, molto spontaneo e naturale nel parlare, ecco. Non era una persona complicata, era una persona serena e tranquilla, ecco. Quando passava davanti al negozio di mia nonna, io ero spesso lì, lui passava e mia nonna mi diceva, "Oh, quello sì che è un bravo figlio", e parlava di Marcellino, capisci? E lo è stato tutta la vita. È stato tutta la vita così, sì, sì. Ha voluto bene a tanti, poi ha accettato i sacrifici della sua vita che gli sono probabilmente costati parecchio, ma adesso lui non c'è da dubitare. I suoi sacrifici, i suoi dolori, le sue penitenze che ha accolto con amore verso il Signore e con ringraziamento, lo hanno portato in paradiso.